Primo caso di focolaio autoctono di contagio individuato a Fuscaldo, salgono a 3 i casi, preoccupa anche Santa Maria del Cedro, proteste per il Comalca chiuso, altri contagi a Vibo. Prosegue il nostro viaggio in Calabria per verificare l'uso corretto delle mascherine dopo l'obbligatorietà. Nonostante le tante promesse, l'ospedale di Rogliano continua ad essere al centro delle proteste dei cittadini. Cambio della guardia nel comando provinciale dei Carabinieri a Reggio, nuovi ufficiali anche per Gioia Tauro e Villa San Giovanni. Il Cosenza pareggia a Ferrara contro la Spalla, gol dei rossoblù al fotofinish. La Regina vince al Granillo per 3-1 contro il Pescara. Buonasera dalla redazione del TG3. Dunque attenzione massima sul Tirreno cosentino. A Santa Maria del Cedro preoccupa il caso di un commerciante risultato positivo al coronavirus che avrebbe avuto molteplici contatti con cittadini di diversi comuni. A Fuscaldo c'è un focolaio autoctono collegato ai contagi emersi nel CAS in seguito ad un funerale. Il punto nel servizio. Il Covid-19 si riaffaccia a Santa Maria del Cedro. Un nuovo caso, emerso a giornata di ieri, riguarda un commerciante domiciliato nel comune dell'Alto Tirreno e residente a Grisolia. L'attività dell'uomo e il fatto che abbia avuto diversi contatti nei comuni limitrofi a quello dove è domiciliato fanno sì che l'indagine epidemiologica sia abbastanza complessa. La ricostruzione della catena dei contatti ha suggerito la chiusura di un asilo nel centro storico e controlli nel territorio di Praia a Mare, dove ha sede un esercizio commerciale di sua proprietà, e a Tortora, dove risiedono dipendenti dello stesso. 6 le quarantene disposte dal sindaco di Grisolia. Cresce il focolaio di Fuscaldo, altri 3 casi sono emersi in queste ore. L'indagine in corso ha portato alla conclusione che i contagi all'interno del CAS e quelli scoperti nell'ambito di una funzione funebre sono strettamente connessi. Per la prima volta dall'inizio della pandemia Fuscaldo deve fare i conti con un cluster autoctono. Continua il trasferimento dei migranti da Amantea. Dopo il primo tentativo a vuoto a Gasperina è cambiata la destinazione. I 2 gruppi provenienti dal CAS di Via Gaenza prima e dal Ninfa Marina poi sono stati portati sulla nave quarantena ancorata al largo di Palermo. I soggetti positivi rimasti a cittadina tirrenica sono 87, ma ci sono ancora tamponi da analizzare e la cittadinanza è ancora in subbuglio. L'Associazione dei commercianti ha incontrato il prefetto e i funzionari ASP. Tra le proposte avanzate, quella di uno screening di massa sulla popolazione. Resta chiuso il Comalca di Catanzaro. La struttura è stata sanificata, ma il sindaco Abramo ha prolungato il provvedimento cautelativo fino al termine delle analisi dei tamponi effettuati. Il focolaio di San Costantino Calabro è il caso più delicato da gestire nel Vibonese. C'è un matrimonio molto partecipato tra gli eventi dove il contagio da Covid potrebbe aver fatto breccia. Un altro caso è stato registrato a Pizzo. Intanto sono state emesse le prime multe per i trasgressori dell'ordinanza regionale che impone l'utilizzo della mascherina all'aperto. E adesso il consueto bollettino della Regione. In Calabria 24 contagi in più rispetto a ieri. Torna a salire la curva del contagio in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 nuovi positivi al coronavirus, i dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Nel dettaglio in Calabria sono stati effettuati ad oggi 205.184 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.044, come dicevamo 24 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 203.140. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliare, 219 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 11 in reparto, 127 in isolamento domiciliare, 493 guariti, 36 deceduti. A Reggio Calabria 5 in reparto, 1 in rianimazione, 104 in isolamento domiciliare, 344 guariti, 19 deceduti. A Crotone 6 in isolamento domiciliare, 133 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 6 in reparto, 30 in isolamento domiciliare, 86 guariti e 5 deceduti. Dei 14 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti e degli 11 ricoverati all'Annunziata invece 3 sono non residenti. Sempre a Cosenza oggi si registrano 9 nuovi positivi, di cui 4 da rientro. Vibo registra 3 nuovi positivi da contact tracing. Reggio Calabria comunica 7 nuovi positivi, di cui 4 migranti e 3 da contact tracing. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 659.
Adesso parliamo del Comalca perché scoppia la protesta dei dipendenti e degli imprenditori che dopo essersi sottoposti al tampone nei giorni scorsi e aver accettato la chiusura del mercato per precauzione, oggi hanno protestato davanti al comune di Catanzaro e ottenuto un incontro per discutere sulla riapertura. 5 e 6. Quelli che vedete sono una rappresentanza dei dipendenti e imprenditori del Comalca di Catanzaro che dopo l'ordinanza di chiusura del mercato ortofrutticolo disposta dal sindaco Abramo e prolungata fino a domani hanno chiesto e ottenuto un incontro con i rappresentanti delle istituzioni. Quello che chiedono è chiaro. Vorremmo chiarimenti, vorremmo risposte da parte delle istituzioni del perché non sono stati processati in maniera tempestiva i tamponi. Consideri che nel Comalca lavorano all'incirca 300 persone, quindi comunque è un indotto importante a livello calabrese. Perché non c'è stata tempestività nell'analizzare i tamponi? E ancora ad oggi il sindaco, dopo, tramite l'ASP credo, dopo la prima chiusura detta del 2 venerdì, poi ieri sera esce un'altra notizia che sarebbe stato chiuso fino a domenica sera. Cioè noi non abbiamo risposte, noi abbiamo degli stand, noi abbiamo degli obblighi verso i nostri lavoratori e verso i nostri clienti. Il timore è che una delle più grandi realtà imprenditoriali della regione rischia un danno economico enorme e difficilmente quantificabile. Attorno al Comalca gravitano 1200 persone solo di persone che lavorano all'interno e famiglie. In più altre 500 che vengono a comprare, cioè è una struttura gigantesca. Perché non è stato chiarito tutto quanto all'inizio? Perché se ci sono dei risultati dei tamponi negativi tutte le aziende ne devono subire per una sola azienda? A me dispiace, sono dei mancati incassi, sono perdite di clienti, sono comunque stipendi che vanno pagati, sono comunque affitti che vanno pure essi pagati, quindi noi perdiamo ogni giorno in tutto il mercato centinaia di migliaia di euro. Cioè non stiamo parlando di pochi spicci, stiamo parlando quasi di 1 milione di euro di mancati incassi in tutto il mercato, in 3 giorni, per tenermi basso. Quindi è una struttura così importante e non viene aiutata, non viene agevolata. E prosegue il nostro viaggio in Calabria per verificare l'uso corretto delle mascherine. Mascherina sì, mascherina no. L'ordinanza è uguale per tutti e impone di coprirsi bocca e naso anche all'esterno. Ad essere esentati soltanto i bimbi sotto i 6 anni e le persone con disabilità non compatibili con l'uso del dispositivo. Ma la realtà è un'altra. C'è chi proprio non riesce o vuole usarla, ritenendola superflua o addirittura dannosa. Ecco la situazione sul lungomare di Soverato e Sellia. Quando c'è assemblamento sì. Quando è sul lungomare oppure da sole penso che sia inutile. Io la uso sempre, quando è possibile la uso sempre, soprattutto quando vado nei negozi eccetera, sì. Però di tanto in tanto me la tolgo perché per respirare un po' meglio, però insomma è utile, certamente è utile. Purtroppo sono costretta anche perché sono una malata oncologica, quindi sì. Però adesso ho bisogno di respirare un po' e di non sentirmi soffocata. Mancano anche i controlli purtroppo in giro, ecco questi andrebbero rafforzati secondo me. Qui a Soverato intende? A Soverato ma ovunque, io non sono di Soverato ma un po' ovunque, cioè... Penso che sia un problema di ogni regione, purtroppo. Io lo uso sempre, è meglio evitare questi contagi che purtroppo, visto che sono aumentati parecchi. Più o meno simile la situazione nel capoluogo. Stasera ce ne sono state parecchie con la mascherina. Da un paio di giorni che si vedono più persone con la mascherina. L'abbiamo quasi sempre portata, tranne magari se non c'è proprio nessuno in giro, allora altrimenti sì. Tenere un atteggiamento per rispetto anche di precauzioni, per rispetto degli altri è importante. Io penso che Catanzaro abbia dimostrato molta responsabilità come città, quindi onestamente non penso che ci si debba lamentare dell'atteggiamento dei catanzaresi. Poi sicuramente ci sono, come si suol dire, no? Non le mele marce, perché poi bisogna anche comprendere che in taluni casi la mascherina, no, può dare qualche fastidio. L'importante è comprendere che bisogna proteggere gli altri e se stessi. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta che ha svelato il presunto sistema corruttivo al Tribunale di Catanzaro. Venerdì saranno depositati i verbali senza omissis del giudice adesso sospeso Marco Petrini.
Saranno depositati alla Procura di Salerno venerdì prossimo i verbali sensu missis contenenti le confessioni rese dall'ex presidente della Corte d'Assise di Catanzaro Marco Petrini. Sarà quindi a disposizione dei magistrati campani tutto il racconto fatto dal giudice, adesso sospeso, che lo ricordiamo è imputato di corruzione in atti giudiziari. Le pagine del verbale saranno messe anche a disposizione dei difensori di Marcello Manna e Luigi Gullo, avvocati del Foro di Cosenza, accusati di aver avuto un ruolo nella sentenza di assoluzione del boss Francesco Patitucci, imputato di omicidi e condannato in prima istanza a 20 anni di reclusione e poi assolto in appello dalla Corte presieduta da Petrini il 4 dicembre del 2019. Adesso si torna in aula il 13 ottobre. La sanità, adesso il sindaco di Locri Giovanni Calabresi ha presentato in procura un esposto contro ignoti sulle gravi condizioni in cui versa l'ospedale della città. Al procuratore Luigi D'Alessio è detto in una nota diffusa dal comune, il sindaco ha elencato una serie di episodi e criticità evidenziando la possibile esistenza di un progetto criminoso finalizzato a privare i cittadini della Locri del diritto alla salute per come sancito dalla Costituzione italiana. Nonostante le tante promesse, l'ospedale di Rogliano continua ad essere al centro delle proteste dei cittadini. Da tempo i cittadini di Rogliano lamentano il depauperamento che negli anni ha interessato l'ospedale Santa Barbara. Nonostante le continue e ripetute proteste, ancora la situazione resta invariata. Il sindaco Giovanni Altomare si è sempre schierato in prima linea in questa battaglia, ma si può vincere o no? Certo, si può vincere, bisogna tenere l'attenzione alta. Io ho avuto un incontro proprio ieri mattina nel mio comune, è venuto a trovarmi il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, il dottore Zinno, e per la prima volta, in questi anni ho sentito da una persona che mi è parsa una persona seria e concreta, soprattutto, che il Santa Barbara di Rogliano rappresenta una risorsa e non un problema per l'azienda ospedaliera di Cosenza. Certo, l'ospedale Santa Barbara sta vivendo un periodo particolare, soprattutto quello del Covid. Quando del Covid l'ospedale ha dato una grossa mano all'azienda ospedaliera di Cosenza e la darà ancora nei prossimi mesi, sperando che le cose vadano sempre meglio. Questo incontro è valso a segnare una svolta rispetto alle cose del passato, perché sono stati presi impegni davvero importanti, come l'attivazione del punto di primo prelievo, come appunto è stato aumentato il reparto di medicina generale da 14 posti a 20 posti. Quindi c'è un riassetto complessivo di questo ospedale che finalmente si è capito essere davvero una risorsa per questo territorio, soprattutto, dico io, dell'azienda ospedaliera. Per cui continueremo a batterci fino alla fine, sapendo che oggi abbiamo un'interlocuzione che sta a sentire le istanze dei territori, soprattutto di quei sindaci che insieme a me stanno condividendo questa battaglia dell'ospedale. Ma cosa manca adesso all'ospedale Santa Barbara? Una volta c'era il pronto soccorso, oggi per le questioni che tutti sappiamo il pronto soccorso non può esserci. Mi piacerebbe venisse attivato un punto di primo intervento, proprio per quello che dicevo prima, per decongestionare Cosenza, e soprattutto manca un reparto, come era quello della pneumologia, che è stato, per le vicende note del Covid, è stato trasferito a Cosenza. Manca intanto manca un po' di personale per aiutare le persone che ci sono. Io voglio ringraziare pubblicamente il dottore Balsano, che si sta spendendo davvero molto per questo ospedale, facendo turni e doppi turni. Quindi manca la consapevolezza dell'azienda ospedaliera, ovvero è mancata fino ad oggi la consapevolezza che questo ospedale può rappresentare e deve, secondo noi, rappresentare una risorsa. E adesso a Belvedere, dove dopo gli ultimi fatti di cronaca ci si interroga su come affrontare e risolvere situazioni al limite. Le ultime vicende di cronaca che hanno sconvolto la comunità di Belvedere Marittimo sul Tirreno cosentino al centro di un convegno per riflettere e porsi domande su ciò che è accaduto e capire se magari si può fare di più per evitare che succeda di nuovo. L'evento che è successo ha sconvolto noi belvederesi. Non ci appartengono questi atteggiamenti così violenti, aggressivi, perché in realtà siamo una popolazione tranquilla, che viviamo bene nella nostra realtà, uno vicino all'altro. Però purtroppo questo è stato un fulmine a ciel sereno che ha fatto sì che noi ci domandassimo cosa è successo, perché è successo e come mai si può arrivare a queste tragedie. Quindi io credo che lasciar correre un evento di questo genere senza trarre delle conclusioni importanti sia assolutamente dannoso
non per noi di oggi, ma per i nostri figli di domani, perché se c'è una certa indifferenza al male, se c'è una certa tolleranza ad eventi di questo genere, i ragazzi cresceranno sempre più fragili e non si stupiranno più di nulla. Quello che a noi oggi fa un po' male, a loro non farà nulla se noi insegniamo loro di cosa devono spaventarsi e come devono tutelarsi loro e chi sta intorno a loro. Violenza gratuita e atti criminosi che forse possono essere evitati. Bisogna tracciare un percorso virtuoso affinché possa servire da monito per le nuove generazioni. Non bisogna considerare solo quest'ultimo omicidio, ma negli ultimi 10 anni ne sono avvenuti 3. Questo deve portarci a riflettere, non far finta di non capire. Ci sono sicuramente espressioni di disagio che hanno portato a delinquere. Al di là poi di quello che chiaramente la magistratura farà il suo corso e individuerà i colpevoli di quest'ultimo omicidio, ancora siamo in una fase di indagine per cui è corretto dire presunto colpevole, ma in ogni caso dobbiamo domandarci perché uno arriva a commettere questi atti e domandarci questo prima che i fatti accadano, facendo finta di non capire quando si consumano sostanze stupefacenti, facendo finta di non capire laddove c'è ludopatia, per cui poi è normale che se uno fa finta di non capire cosa sta accadendo, questo disagio prima o poi sfocerà in momenti di violenza. Quando la persona va in crisi di astinenza è normale che sfoci in questo, e pur condannando il gesto la comunità deve preoccuparsi di prevenire questi atti, si occorre talvolta anche denunciando se non si riesce ad intervenire diversamente. Cambio della guardia nel comando provinciale dei Carabinieri a Reggio Calabria. Cambio della guardia al comando provinciale di Reggio Calabria dell'Arma dei Carabinieri. Da pochi giorni al lavoro in riva allo stretto il colonnello Marco Guerrini, un cursus honorum di assoluto livello, quello dell'alto ufficiale, il cui ultimo incarico prima dell'arrivo in Calabria è stato al comando generale dell'Arma. Tra i tanti incarichi è stato il comando gruppo di Palermo, capo della sala operativa del comando generale. Laurea in giurisprudenza più una seconda laurea, diploma all'Accademia Militare di Modena, è sposato e ha una figlia. Nello stesso periodo sono stati presentati alla stampa altri autorevoli ufficiali destinati a Gioia Tauro e Villa San Giovanni. Nella città pianigiana si sono insediati il tenente colonnello Gianluca Migliozzi e il capitano Andrea Barbieri. Rispettivamente andranno ad occupare il posto di comandante del gruppo Carabinieri e della compagnia di Gioia Tauro. Diploma alla Nunziatella, laureato in giurisprudenza, il tenente colonnello Migliozzi ha altre 2 lauree. Importante la sua esperienza a livello internazionale, in modo particolare nel Kosovo. Il capitano Andrea Barbieri, anche lui diplomato all'Accademia Militare di Modena, una laurea in giurisprudenza, ha acquisito una vasta esperienza in giro per l'Italia. Ora diventa comandante della compagnia di Gioia Tauro. Il capitano Tommaso Settimio, anche lui laurea in giurisprudenza, dopo il diploma all'Accademia Militare di Modena, ha svolto diversi incarichi in Campania, Lombardia e Sicilia. Adesso arriva a guidare la compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni. La pagina sportiva, adesso parliamo di calcio. Sassuolo batte Crotone 4-1 in uno degli anticipi della terza giornata di andata del campionato di Serie A. Per la Serie B invece il Cosenza pareggia a Ferrara contro la SPAL, gol dei rossoblù che arriva al fotofinish. La Regina invece vince al Granillo per 3-1 contro il Pescara. Seconda giornata del campionato di Serie B, pareggio in extremis il Cosenza nella sua prima trasferta stagionale. 1-1 il risultato finale della gara allo stadio Mazza di Ferrara. Al 48esimo Spal in vantaggio con la rete di Salomon per i rossoblù. Il gol del pareggio arriva nei minuti finali della gara al 94esimo con la rete di Tiritiello. Vince invece in casa la Regina che al Granillo batte per 3-1 il Pescara. Gli Amaranto già in vantaggio nella prima frazione di gara. 2 reti firmate da Liotti al 23esimo, al 27esimo del primo tempo e al 44esimo il gol di Menez. Maestro invece firma il gol del Pescara al 70esimo, ma gli ospiti non riescono a rimontare il vantaggio dei padroni di casa. Cambiamo argomento, nasce una nuova bibita che mette insieme il caffè e il cedro.
Legami insoliti come quello fra cedro e caffè, studiati da Davide Spinelli, trainer autorizzato Sky e vincitore del campionato italiano Aeropress, creando delle bevande uniche dai sapori coinvolgenti, sfruttando sapientemente i sentori agrumati presenti naturalmente in alcune varietà di caffè che si sposano bene con le note acide del cedro. Lo sposalizio è nato spontaneo, in quanto i profumi del caffè si sposano perfettamente con il cedro. Questo si può unire in un aperitivo, si può unire in un dessert, si può unire anche in un qualsiasi piatto, in quanto il caffè noi lo pensiamo sempre solo legato a una tazzina, a un espresso, ma in realtà il caffè può essere un ingrediente di qualsiasi cosa, e non solo del classico tiramisù o del caffè shakerato che possiamo trovare ovunque, insomma il classico espresso e ghiaccio, ma può essere anche utilizzato, che so, in un alimento come la carne, nel barbecue, lo potrei macinare e mettercelo sopra, e perché non farlo assieme a delle scorze di un agrume, lime, e quindi perché non il cedro. Il cedro è un alimento, un frutto molto aromatico, dolce, ma anche amaro. Il caffè, o meglio la nostra tazzina, che cos'è? Deve essere il perfetto equilibrio tra dolce, acido e amaro. Quindi già per questo fisicamente riesce facile il connubio. Il connubio fra questi due prodotti rappresenta un legame culturale che va oltre gli ingredienti in sé. L'evento dedicato a queste nuove sperimentazioni si è svolto nella scuola di caffetteria Coffee Italia a Santa Maria del Cedro. Un'atmosfera che prepara il cibo da un punto di vista di atmosfera mentale, va bene? E il caffè che lo conclude. Sono due prodotti che praticamente svegliano in noi delle sensazioni primordiali, va bene, non banali, raffinate, e nello stesso tempo soprattutto cementano amicizia, solidarietà e volontà di conoscersi. A Morano adesso per una mostra davvero interessante. Le opere di Antonello Silverini, il primo illustratore insignito del premio MAM, Maestro d'Arte e Mestiere 2016, uno degli illustratori di punta della letteratura, l'inserto culturale del Corriere della Sera, in esposizione presso il Castello Normanno Svevo di Morano Calabro. Vuole essere una nuova rinascita dopo un periodo in cui la cultura è stata messa ai margini. Oggi ripartiamo con un evento, lo facciamo in un luogo importante e vorremmo che questo fosse una nuova linfa per la cultura, per Morano, per la Calabria e per l'Italia. L'appuntamento, inserito nella quarta edizione del premio Ronzinante, organizzato dall'associazione Meno di un terzo di Castrovillari, direzione artistica di Francesco Gallo, è un omaggio al grande maestro Gianni Rodari, che il 23 ottobre avrebbe compiuto 100 anni. È una selezione di cose non ragionate che io ho letto, riletto e scoperto, e quindi preso così casualmente quello che più mi colpiva, in qualche modo liberava un po' il mio fantasticare. La mostra in anteprima assoluta fino al 21 ottobre presso il Castello Normanno Svevo di Morano Calabro è stata promossa dall'Associazione Teatrale Aprustum all'interno del programma Radure del premio Ronzinante di Primavera dei Teatri, che ha fortemente voluto che l'immaginario di Gianni Rodari trovasse espressione e celebrazione nelle opere di uno dei più importanti illustratori italiani contemporanei, Antonello Silverini. Antonello Silverini ha fatto veramente un regalo a questa terra, e ne siamo felici perché cose così belle sono rare e preziose, nella nostra terra ancora di più. Il meteo adesso. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Il fine settimana sarà caratterizzato da un clima decisamente mite, visto il periodo. Le temperature raggiungeranno valori praticamente estivi, in particolare sui versanti tirrenici ed interni della regione. L'afflusso di masse d'aria molto calde dal Nord Africa farà schizzare all'insù la colonnina di mercurio, in modo particolare nella giornata di sabato, mentre dal corso della domenica inizierà un progressivo calo termico e si completerà tra le giornate di lunedì e martedì, ritornando su valori più consoni per il periodo. Per domani alternanza di schiariti e annuvolamenti per il transito di nuvolosità medio-alta e stratiforme, temperature in graduale diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi o molto mossi, con venti che spireranno dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e da scirocco sul Mar Ionio.
Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.